Da 45 anni che non si fa lavoro di manutenzione, sta crollando il quartiere e trovo veramente indignoso vivere in queste condizioni. Io mi vergogno di abitare qua. Nel quartiere di Campalto sorge un complesso di appartamenti, sono le case Ater di via Bagaron. Edificato nel 1975, questo alveare di abitazioni ha visto il passare degli anni e il degrado accumularsi, lasciando i residenti in una situazione insostenibile. Da oltre un decennio le terrazze degli alloggi sono in questo stato, con le armature a vista. Il pericolo caduta è costante, ma nessuno interviene, ci dicono i residenti. Questo luogo lo avevamo visitato nel 2020 e ad oggi nulla è cambiato, ci riferisce una nostra telespettatrice, Ivana Morosini. La situazione adesso è peggiorata. Il 90%? Il 90% è peggiorata, il doppio. Perché più di qualche volta le persone sono andate a pronto soccorso per di pezzi che cadono di intonico anche sotto i portici. Io devo fare un giro enorme per andare fuori perché ho paura che crolla. L'85enne, dopo aver lanciato l'allarme nel 2020, ha visitato gli uffici, ha cercato di far sentire la sua voce, ma il degrado persiste, in alcuni casi è aumentato. Sotto un condominio il soffitto ha creato una pancia dove esce acqua, in un tetto, in un altro condominio c'è un comignolo pericolante. Tutto tace proprio, nessuna risposta. Si danno la colpa l'uno con l'altro, deve fare l'amministratore dice che deve avere il consenso dell'Ater. Poi due anni fa c'erano i soldi della legge, quelli di mettere a posto gli appartamenti, e poi la legge sono spariti. La vicenda di via Bagarone è un grido d'allarme, è il racconto di un abbandono sistematico di inquilini che lottano per la propria sicurezza e dignità, a cominciare dalla signora Morosini. Ho 85 anni, io voglio che le cose cambiano anche per chi restano qui, che sono giovani, di fare un ambiente molto bello, un ambiente che vale la pena di quando si vede guarda che bei case che ci sono, non questa tristezza. Domando per piacere che facciano qualcosa, io domando veramente per piacere, perché non è permesso che aspettano che casca il morto, perché potrebbe succedere delle disgrazie.